30 anni fa la mafia uccideva Borsellino e la sua scorta, oggi è anche l'anniversario della frana di Agrigento. A Palermo i funerali del bambino di 7 anni morto in Egitto in vacanza con i genitori. Arresti a Palermo, storie di pizzo imposto a titolari di attività commerciali, sgominato traffico di cocaina tra Calabria e Sicilia. Inaugurata la mostra Ulisse in Sicilia a Gela, Siculiana al via con gli appuntamenti teatrali estivi. Protesta dei B&B di Agrigento, la città non è mai stata così sporca, i turisti segnalano l'assenza di ogni forma civile di accoglienza. Punta Bianca invasa dagli incivili, gommoni, spiagge e barbecue. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi 19 luglio è il giorno della memoria per non dimenticare Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta saltati in aria nella strage di via D'Amelio 30 anni fa. C'è il servizio. Sono trascorsi 30 anni da quella strage e la verità ancora oggi non c'è. Un boato assordante che ancora rimbomba nella mente e nella memoria degli onesti di quella società civile che chiede a gran voce che si faccia giustizia. Via D'Amelio è non solo il luogo dove Paolo Borsellino quella domenica pomeriggio del 19 luglio del 1992 si recò per far visita a sua madre, ma anche il luogo simbolo di un mistero italiano, uno dei tanti come Ustica ed altre stragi impunite che hanno insanguinato l'Italia. La morte di Paolo Borsellino è lo spartiacque fra il prima e il dopo la trattativa dello Stato con Cosa Nostra. Prima ci sono state le stragi, dopo il silenzio che ha sigillato la Pax mafiosa. Paolo Borsellino, a distanza di 57 giorni dall'attentato fatto a Giovanni Falcone, è stato l'ultimo magistrato, acerrimo nemico della mafia, ad essere assassinato dalla mafia. Un massacro che incredibilmente sembrò avere quasi subito dei colpevoli. Infatti una falsa soffiata indicò la pista per arrivare a un mafiosetto di quartiere, tale Vincenzo Scarantino, che finì per autoaccusarsi e fare nomi di 7 complici. Per rendere credibile la confessione, Scarantino mescolò un sacco di menzogne a molte verità, che trovarono riscontro nelle indagini e il caso fu chiuso. Ma la verità col tempo venne a galla, la soffiata, la confessione del pentito, i riscontri, tutto falso, un colossale depistaggio che ha tratto la giurisprudenza in inganno, un inganno durato 15 anni, prima che, grazie alla confessione di pentiti veri come Gaspare Spatuzzo e Fabio Tranchina, si cominciasse a intravedere la verità vera, ribaltando di fatto completamente la situazione. 30 anni di bugie e silenzi, il depistaggio ci fu, ha detto la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, anche se ormai è prescritto e per la prima volta sono stati ritenuti responsabili uomini dello Stato per il mancato accertamento della verità. E ci spostiamo materialmente a Palermo. Oggi lungo corteo iniziato da piazza San Domenico e terminato in via D'Amelio. I familiari di Rita Borsellino, sorella del giudice Paolo Borsellino, con gli uomini della scorta hanno organizzato una marcia insieme agli scout della Gesci, ricordando l'impegno che si assunse Paolo Borsellino quando nel 92 consegnò il testimone proprio agli scout. Nel corso dell'evento presente anche Don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Vediamo. Ma attenzione, l'80% delle vittime innocenti della violenza criminale mafiosa non conosce la verità e le verità passeggiano per le vie delle nostre città d'Italia. C'è chi sa, c'è chi ha visto. Allora questa sera, camminando insieme ancora una volta, camminiamo per chiedere a Dio che ci dia una bella pedata a tutti, perché nessuno si senta mai a posto e mai arrivato. La dolce pedata di Dio per scuoterci, perché le nostre coscienze siano delle coscienze positivamente inquiete. E perché la verità, perché l'omertà
uccide la verità, uccide anche la speranza. Vi affido 3 parole fondamentali: la condivisione. Il cambiamento che noi desideriamo e sogniamo non è opera di navigatori solitari, e solo unendo le nostre forze i nostri io diventano un grande noi. E quello che avete fatto e che abbiamo fatto insieme in questi anni, il noi, non il monologo dell'io. Io lo penso veramente. Lui l'ultimo sorriso glielo hanno proprio strappato dalle labbra qui in questa chiesa. Non è riuscito proprio a trattenerlo, e invece tratteneva tutta la sua vita. In quei 57 giorni lui ha trattenuto la sua vita per cominciare a staccarsene e per aiutare noi a staccarci. La sua presenza nelle nostre famiglie, quella di mia madre, quella di mia zia e dell'altro mio zio, era una presenza assolutamente diversa da quella che si possa pensare sia la presenza di uno zio. È una presenza totale, malgrado fosse sempre impegnatissimo. Ma questa sua presenza non era soltanto nei confronti della sua famiglia, era nei confronti di tutte le persone che avevano bisogno. E quindi quei 57 giorni lui li ha usati per staccarsi da questo mondo che era tutta la sua vita. E loro sono riusciti a strapparglielo con una delicatezza, con un sorriso così dolce, così quasi fanciullesco. Questo sorriso io non lo dimenticherò più, perché comunque non l'ho più rivisto in quei giorni. Io ho visto mio zio fino al sabato pomeriggio in via D'Amelio, sotto casa, ma non aveva più quel sorriso che gli era appena scappato. E questa è una cosa che non riesco a dimenticarla. La sentenza è fatta dagli uomini. La sentenza è scritta sulla base di prove, fatti, documenti. Mio zio aveva un modo di lavorare sicuramente particolare. Ok, fatti, ok le prove, ok le indagini, ma era sicuramente una persona molto attenta e molto precisa. Farsi scappare per prescrizione, fare passare tutti questi anni è un modo di uccidere il loro modo di lavorare, il loro sacrificio ulteriormente e il rispetto che dobbiamo avere tutti noi per la magistratura e per la legge. Chiudere un processo per prescrizione è la cosa più terribile che possa esistere. E ieri ad Agrigento, alla vigilia della strage di via D'Amelio, è stato presentato il testo di Tony Mira, giornalista di Avvenire, dal titolo Rinascere dalla mafia, la reazione di istituzioni, società civile e Chiesa dopo le stragi del 92. Giovanna Neri. Tony Mira, come si può rinascere dalla mafia? Si può nascere intanto essendo convinti che è possibile farlo. E si può fare guardando alla storia che c'è stata, partendo da 2 momenti sicuramente duri, drammatici, che non si possono certo definire positivi come le 2 stragi di Capaci e via D'Amelio, ma sono 2 momenti in cui non solo la Sicilia, ma l'Italia ha capito che era necessario cambiare, invertire la rotta, reagire. Tanto è stato fatto in questi 30 anni ed è importante riconoscerlo, perché sennò quelle morti sarebbero state inutili, le morti di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo, degli stupendi ragazzi che li accompagnavano e li proteggevano fino all'ultimo secondo. Non riconoscere che molto di quello che loro sognavano è stato realizzato, che tanti giovani, tante donne, in Sicilia come in altre regioni, hanno reagito e hanno messo in campo la voglia di cambiare, la voglia di
di creare una storia diversa. Ecco, se non facciamo questo è come uccidere una seconda volta. Questa è la terra di Livatino, dove continuano a bruciare i campi delle associazioni che si occupano dei terreni confiscati alla mafia. Ma vuol dire che lo strumento della confisca, come sapevano benissimo Falcone e Borsellino, ma ancora prima il grande Pio La Torre, che fu l'artefice, l'inventore, se vogliamo, di questo strumento, che lo strumento della confisca fa molto male ai mafiosi, molto più degli stessi arresti del carcere, non solo perché toglie denaro ne hanno tantissimo, ma soprattutto gli rovina la faccia, gli toglie l'immagine del potere. Togliere il potere vuol dire perdere il consenso, e la mafia senza consenso non sarebbe mafia. La mafia non è solo violenza, ma anche consenso, purtroppo. Ecco, se togliergli i beni e poi riempirli di vita, di lavoro vero, pulito, riempire di giovani entusiasti come i ragazzi della cooperativa Rosario Livatino, ma di tante altre cooperative, sono nate in Sicilia le prime cooperative sui beni confiscati, ma adesso sono in tutta Italia. Ecco, questa storia dà molto fastidio ai mafiosi, è questo dietro gli incendi, probabile, anche perché producono bene, fanno prodotti di qualità, prodotti biologici, pagano i contratti agli operai, sono sul mercato, non vivono di assistenzialismo, vivono del loro lavoro pulito. Ecco, tutto questo dà fastidio perché è l'esatto contrario di quello che è la mafia e quelli che sono collusi con la mafia, perché ricordiamoci che la mafia da sola non camperebbe se non avesse attorno parte purtroppo della politica e parte dell'economia. Don Alessandro, lei ha detto che qualcosa è cambiato, che le stragi non sono state inutili. Segnano un prima e un dopo, a mio modesto avviso, perché il dopo stragi, ahimè si chiamano così, ma il dopo Falcone con la sua scorta e con la sposa Francesca Morvillo, Borsellino con la sua scorta, il dopo di loro ha segnato una riscossa civile che è in corso, non è compiuta. Ecco, la speranza è che si possa compiere questa consapevolezza civile, sociale, che non può esistere una quota mafia o una mafia sostenibile. La mafia, l'abbiamo detto tante volte, si è detto tante volte, è un'organizzazione criminale, con un linguaggio più ecclesiale, è contraria al Vangelo, è un Vangelo capovolto. La Chiesa si è stretta attorno alla cooperativa Livatino che ha subito degli atti incendiari. Sì, un gesto di vicinanza, di solidarietà. Non dobbiamo mai dimenticare che attorno chi combatte la mafia, chi si oppone alla mafia, anche con una resistenza pacifica, non va mai lasciato solo, perché l'isolamento sappiamo quello che ha provocato nel passato, sia nei servitori dello Stato, sia tra la polizia, tra i carabinieri. Nel momento in cui si rimane isolati si è facili vittime. E così per le intimidazioni che possono avere le cooperative sociali, che possono avere coloro che hanno avuto assegnati i beni confiscati perché se ne faccia un uso sociale, vengono restituiti alla società. Quindi di fronte agli atti di intimidazione bisogna essere vicini, mai lasciare solo nessuno. Giovanni Loiacono, presidente della cooperativa Livatino, avete sentito la vicinanza della Chiesa e delle istituzioni dopo gli atti incendiari? Sì, subito dopo si è mobilitata sia la Chiesa ma anche la società civile a darci dei messaggi di solidarietà, di vicinanza e incoraggiarci nel proseguire con il nostro impegno e il nostro lavoro.
Sicuramente non è semplice, è difficile e ogni anno che succede qualcosa del genere si fa sempre più difficile, però ancora abbiamo gli strumenti per continuare a lavorare e al momento posso dire che continueremo a fare quello che abbiamo fatto sempre. E adesso il contributo del magistrato Nicola Gratteri, che da quasi 20 anni lotta contro le organizzazioni mafiose, e poi anche del giornalista Francesco Pira, che ricorda una sua intervista fatta a Borsellino. Vediamo. Arriva questa cittadinanza alla vigilia di una sentenza che ha messo davvero l'amaro in bocca ai familiari di Borsellino. Guardi, non è che possiamo qui in 2 battute commentare una sentenza, intanto è un dispositivo, dobbiamo poi leggere la motivazione, però non è solo questo, se lei si riferisce alla morte e a ciò che è stato attorno alla morte di Borsellino, c'è da dire che ancora c'è un'agenda rossa che non è stata trovata, c'è da dire che mentre c'era ancora il puzzo di polvere, di esplosivo, di fumo, di gomme, di olio che bruciava, una persona è entrata, ha aperto lo sportello di una macchina, di una croma blindata, ha preso quella borsa e non ha trovato l'agenda, quindi quella persona sicuramente era lì per prendere l'agenda dopo l'esplosione. Non è stato un caso e allora sono queste le cose sulle quali riflettere. Io penso che fino a quando non si trova quell'agenda, chi ha quell'agenda può ricattare. Tra i tanti articoli che ho scritto nella mia vita ce n'è solo uno che è dentro una cornice ed è in bella vista nel mio studio, ed è l'intervista a Paolo Borsellino. Un'intervista che feci tantissimi anni fa dopo un rapimento. Lui stava rientrando alla procura di Palermo dopo essere stato alla procura di Marsala. Mi colpì molto quando io gli chiesi se aveva paura. Lui aveva quasi la certezza che l'avrebbero eliminato. E oggi fa tanta rabbia sentire che ancora nessuna verità è stata mai scritta, è stata mai rivelata su quelle stragi, la strage in cui hanno perso la vita Falcone, la moglie, la scorta, Borsellino e la sua scorta, uomini e donne che hanno rappresentato per tutti noi un simbolo, che per sempre rimarranno un simbolo. Ma l'idea che ancora oggi non ci sia verità, l'idea che ancora oggi nessuno ha spiegato che cosa realmente è successo, l'idea che quella agenda rossa magari qualcuno ce l'ha ancora ben conservata, la rivelazione dei familiari del giudice Borsellino, che dopo la morte di Falcone voleva essere ascoltato, invece mai è stato ascoltato. Ecco, tutto questo produce rabbia dentro di noi, tutto questo ci fa pensare che queste vittime non troveranno mai giustizia. Eppure Falcone, Borsellino, gli uomini e le donne della scorta rappresentano simboli che ci hanno permesso di andare avanti. È giusto che la memoria conservi tutto quello che loro hanno fatto e tutto quello che è successo loro, ma non è giusto che invece la memoria non possa tenere conto della verità. Ecco, è una società in cui la verità viene nascosta ora dopo ora. E penso che questo non ce lo possiamo più permettere nel ricordo di queste persone, per la memoria di queste persone, per i loro familiari, per tutti quelli che come noi hanno creduto e credono in loro, credono in un mondo migliore, in un mondo dove la mafia possa essere finalmente sconfitta, o forse è meglio dire le mafie.
L'associazione Arcobaleno di Favara in tandem con il CIF ha realizzato un contributo su Emanuela Loi, agente di polizia morta nella strage di via D'Amelio, un monologo tratto dall'opera teatrale Anime che si chiamano, regia e montaggio di Giuseppe Bennica, interpreti Francesca Vella e Giulia Bennica. Vediamo. Vai fuori, forza! Vai fuori, sto dicendo! Mi presento. Mi chiamo Emanuela. Emanuela. Emanuela Loi. Sì, proprio io. Sono sicura che molti di voi conoscono il mio nome. E per chi invece non lo sa, vi racconto un po' la mia storia. Dovrei parlare in sardo o in sardignolo? No, sardignolo no, mai. Siamo suscettibili al riguardo. Ci offendiamo. Ma tanto, dove mi trovo ora è uguale. Potrei parlare in tutte le lingue. Quindi dicevo, Emanuela Loi. Ma chi doveva dirmelo? Che dopo aver preso il diploma magistrale, perché sapete, volevo fare la maestra. Mi piacevano tanto i bambini e ne volevo anche tanti dopo essermi sposata con Andrea, il mio fidanzato. Un bel ragazzo, sì, proprio bello. Vabbè, d'altronde neanche io sono malaccia, no? Ah, l'amore. Ma è mai possibile che ogni volta devo perdermi? Allora, riprendiamo. Fidanzato, matrimonio, bambini, bla 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 bla. Ed eccomi, con addosso una divisa. Sapete, la divisa l'ho indossata grazie a mia sorella. Era lei che voleva fare la poliziotta, non io. E invece lei nulla. E io che faccio? Vinco il concorso. E anche a pieni voti. Mi è successo come quelle ragazze che vanno a fare concorsi di bellezza e chiedono alle sorelle di essere accompagnate e, opla, si ritrovano la sorella Miss. Tipo la Loren, per intenderci. Quindi dicevo, divento poliziotta e mi trasferisco qui in Sicilia, a Palermo, o Paliemmo. Boh. Comunque sia, somiglia tanto alla mia Sardegna. Isola, sole, mare. Iniziano i primi addestramenti e mi dicono che hanno bisogno di me per i servizi di scorta. Onestamente, mi piace fare da angelo custode a chi sceglie di donare la propria vita alla giustizia. Eccoci arrivate l'estate e molti dei miei colleghi vanno in ferie. Mi chiamano e mi indicano un nome. Giudice Paolo Borsellino. Giudice Paolo Borsellino. Io in qualche modo mi sento onorata, anche se poi ho saputo che lui non era proprio contento. Ma non per me, no. Perché sapeva di essere il prossimo. Ha rimproverato pure il mio capo. Questa ragazza mi sembra una farfalla. Potrebbe essere mia figlia. Non voglio morti così giovani sulla mia coscienza, intesi? E quindi, fuori dal suo servizio di scorta. Ma la vita aveva già deciso per me, per noi. 19 luglio. Mi chiamano per sostituire una collega. Dai, non è pericoloso oggi il tragitto. Dobbiamo andare in pieno centro.
a casa della mamma. Non è un rischio molto elevato. Eh già, non molto elevato. Ancora notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo e come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino. Con le parole si tratta di un attentato, c'è un collega forse che è rimasto all'interno della macchina, uno è ferito che è qua, ci è venuto a chiedere il nostro aiuto. I 5 colleghi sono scesi giù unitamente al magistrato, il magistrato stava suonando, non so se è un autobombo o qualcos'altro, probabilmente poi ha visto tutti i colleghi a terra e sarà l'unico sopravvissuto. Non sia amareggiato per me, dottore. Non si porti quel peso sulla coscienza. Con la nostra morte, molti siciliani hanno rialzato la testa. Lo dice sempre anche mia sorella. E adesso ci occupiamo di un'altra ricorrenza, il 56esimo anniversario della frana di Agrigento. Era il 19 luglio 1966 quando un violento smottamento fece scivolare a valle 4 interi quartieri della parte vecchia della città, una frana che segnò il destino di Agrigento, miracolosamente però nessun morto. Alle 6 del mattino gli abitanti furono svegliati dalle grida di un netturbino che li avvisava del terremoto. Vediamo. Sono già trascorsi 58 anni da quel lontano martedì 19 luglio del 1966. Una calda giornata di metà estate iniziata molto presto per gli agrigentini. Gli abitanti residenti infatti nella parte occidentale della città già alle 6 del mattino furono svegliati da un tale di nome Ciccio Farrugia, un netturbino che stava lavorando presso la via Dante, il quale aveva allarmato un intero quartiere. U terremoto, urlava. Le grida di quell'uomo misero in salvo decine di migliaia di vite. Una gigantesca frana aveva appena messo in ginocchio la città di Agrigento. Ma cosa accade quella mattina? Da che cosa fu causata quella frana che rase al suolo mezza città e che causò 8.000 sfollati? Una frana di grandi dimensioni minaccia da stamane Agrigento. Andate a prendere la roba. Siamo fuori da ieri mattina alle 8, digiuni. Ma la sua casa è pericolante? Sì, un po' pericolante. E non ha avuto paura di entrare? Paura, avevamo i picciolini, l'aveva tutto nudo, tutto scavo, e per forza ha più bisogno di entrare. Senti, tutti nudi siamo, questa volta. Agrigento, per sua natura, nasce su un territorio formato prevalentemente dal calcarenite arenaria, il comune tufo, ma poggia le sue basi soprattutto su terreni costituiti da argilla e sabbione, zone quindi poco adatte alla costruzione di edifici.
Di tutto ciò ne erano già a conoscenza tecnici delle Ferrovie dello Stato che il 15 settembre del 1925, durante la costruzione della galleria che collega la stazione di Agrigento Centrale con quella di Agrigento Bassa, si erano accorti di tale situazione. Nello specifico veniva evidenziato che il tronco della galleria, in corrispondenza dell'ex convento del Carmine, oggi Palazzo dei Mutilati, veniva a trovarsi contro un banco tufaceo non perfettamente compatto. Dalla progressiva 1640, la galleria si addentrava in uno strato di argilla pliogenica, costituita da lame liquide di correnti sul Bavee. Al che gli addetti ai lavori dovettero puntellare il tutto, anche se vanamente, tanto che edifici come lo stesso convento e la sua annessa chiesa del Carmine vennero rasi al suolo, a causa del sostegno che venne meno e dei forti scivolamenti del terreno, costituito da riporti di humus misti e terricci disgreganti. Dunque già nel 1925 dei tecnici avevano messo nero su bianco che la città di Agrigento presentava forti criticità sul piano statico, relazioni che si rivelarono carta straccia, visto che vennero fin da subito archiviate. Ma torniamo alle cause che determinano la frana. Agrigento nel 1943 usciva dal secondo conflitto mondiale in situazioni critiche, non soltanto dal punto di vista economico e sociale, ma soprattutto da un punto di vista edilizio urbano. Infatti i bombardamenti degli alleati avevano distrutto parte del centro abitato. Circa 7.526 vani abitativi erano crollati o parzialmente inagibili. Intere famiglie si ritrovarono senza un tetto su cui stare. Si sono celebrati a Palermo, nella chiesa di San Basilio, i funerali di Andrea Mirabile, morto a 7 anni il 2 luglio a Sharm el Sheikh mentre era in vacanza con i genitori. Una folla composta e stordita dal dolore, mamma e papà dietro alla bara bianca del figlio, ad abbracciarli anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che prima della celebrazione si è avvicinato, visibilmente commosso, ha cercato di sostenerli in questo momento di grande dolore. La bara bianca di Andrea è stata accolta in silenzio accanto al feretro ai genitori del piccolo. La madre Rosalia Monsoperti, incinta di 5 mesi, e il padre Antonio Mirabile, dimesso ieri dall'ospedale. Una tragedia che resta ancora senza una spiegazione, ma che ha provocato lo sgomento di tutti. Si è spenta all'età di 89 anni Piera Spataro di Aragona, tra l'affetto dei suoi figli, tra cui il segretario generale della CGIL Alfonso Buscemi. A lui e a tutti i familiari le più sentite condoglianze da parte di Televideo Agrigento. I funerali oggi alle 16:30 nella chiesa madre di Aragona. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Altra notte di arresti a Palermo, 8 persone finiscono in carcere, una agli arresti domiciliari. Il blitz della DDA e della squadra mobile, il boss Pietro Tuminia, che tutti chiamano Pierone, scarcerato nel dicembre 2020, si era riorganizzato. Dall'inchiesta emergono storie di pizzo imposto a titolari di attività commerciali, artigiani e imprenditori della zona. A volte erano costretti a chiedere l'autorizzazione. I dettagli nel servizio. Schiaffo ai mandamenti di Noce Cruillas. Nel giorno in cui Palermo ricorda la strage di Via D'Amelio, la polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del capoluogo nei confronti di 9 indagati, 8 in carcere e 1 agli arresti domiciliari, ritenuti a vario titolo gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, estorsione con l'aggravante del metodo mafioso ed intestazione fittizia di beni. L'operazione, chiamata Grande Mandamento, è scattata su delega della direzione distrettuale antimafia della locale procura della Repubblica. Gli arresti, dicono dalla polizia, scaturiscono da una complessa attività di indagini avviata dalla squadra mobile della questura di Palermo e dal servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine della polizia nel 2020, che ha consentito di ipotizzare l'organigramma delle famiglie mafiose del mandamento Noce Cruillas, che comprende le famiglie
Di Noce, Cruiglias, Malaspina ed Altarello, le attuali indagini avrebbero permesso di individuare gli uomini arrestati come organici alle famiglie del mandamento, consentendo poi di raccogliere gravi elementi di colpevolezza sui loro rispettivi ruoli e contributi all'interno dell'organizzazione mafiosa, nonché sugli attuali assetti. L'operazione di stamani risulta la naturale prosecuzione di quella già eseguita lo scorso maggio a carico di altri 9 uomini, anche loro gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Infatti, dopo l'esecuzione degli arresti, le successive indagini si sono concentrate sulla famiglia mafiosa di Altarello e sui rimanenti affiliati dell'intero mandamento. In questo contesto, dicono ancora dalla polizia, sono stati raccolti importanti elementi nei confronti di Pietro Tumminia, chiamato Pierone, e ritenuto dal GIP figura apicale del clan e capo della famiglia mafiosa di Altarello. Il ritorno in libertà di Tumminia, avvenuto nel dicembre del 2020, avrebbe consolidato gli equilibri ed i ruoli all'interno della famiglia, ma anche per la compattezza e la solidità del legame esistente tra Tumminia e gli altri sodali. Oltre al suo carisma criminale, le attuali acquisizioni investigative avrebbero fatto emergere un quadro indiziario in cui Tumminia, già dopo pochi giorni dal suo ritorno in libertà, avrebbe ostentato immediatamente il suo ruolo di capo della famiglia di Altarello attraverso la gestione delle dinamiche criminali riguardanti il suo territorio, senza che questa autorità venisse posta in dubbio dagli altri sodali. Dalle indagini è emerso un continuo ricorso alla riscossione del pizzo a danno di attività commerciali, artigiani, imprenditori della zona. In questo contesto sarebbero emersi anche casi di autorizzazione preventiva fornita dal clan per l'avvio di iniziative economiche all'interno della zona cosiddetta di influenza. Tra gli indagati figura un insospettabile artigiano palermitano incensurato, rintracciato a Pantelleria e destinatario della misura degli arresti domiciliari, che nonostante si occupasse della sua attività di falegname di fatto sarebbe risultato un esattore del pizzo della famiglia mafiosa Altarello. Oltre agli arresti, la mobile è stata delegata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo ad eseguire il sequestro preventivo di un parcheggio a pagamento nel quartiere Noce, che secondo i gravi indizi acquisiti nelle indagini risulterebbe riconducibile formalmente ad un prestanome, ma di fatto era proprio di Tumminia. Sgominato traffico di cocaina tra Calabria e la Sicilia, 18 indagati a Messina. Vediamo. Maxi operazione nel corso della notte dei carabinieri del comando provinciale di Messina. Oltre 120 militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa su richiesta della Procura distrettuale della Repubblica di Messina dal GIP presso il locale tribunale nei confronti di 18 persone, di cui 13 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 2 all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nei confronti degli indagati a vario titolo, il giudice ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine scaturisce dagli esiti di complesse e articolate indagini sviluppate dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Messina dal febbraio 2021, a seguito delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che ha parlato del coinvolgimento di uno dei principali odierni indagati quale promotore di una strutturata associazione finalizzata al traffico dello stupefacente, operante principalmente nella zona sud della città di Messina. Dall'inchiesta è emersa l'esistenza di un gruppo criminale che aveva di fatto pressoché quasi interamente monopolizzato l'approvvigionamento nella città di Messina dello stupefacente del tipo cocaina, che poi veniva spacciata al dettaglio nello stesso capoluogo di provincia, ma anche nel comune di Tortorici, ove è stata accertata l'esistenza di un'autonoma piazza di spaccio gestita da alcuni degli indagati originari della cittadina nebroidea. Il suo delizio criminale, secondo l'accusa, si approvvigionava dello stupefacente da immettere sulla piazza messinese da un esponente di spicco dell''ndrangheta calabrese. Il fornitore a sua volta si avvaleva di un'articolata rete di corrieri, tutti residenti nella provincia di Vibo Valentia, alcuni dei quali incensurati, che si occupavano della consegna dello stupefacente a domicilio fino alla città di Messina.
Per sfuggire a eventuali controlli, in particolare ai frequenti controlli presso l'area degli imbarcaderi dei traghetti in arrivo a Messina, gli indagati utilizzavano autovetture modificate in alcune parti della carrozzeria per ricavarne appositi nascondigli, ove occultare la sostanza illecitamente trasportata. Nel corso delle indagini sono state documentate varie forniture di sostanze stupefacenti dalla Calabria alla Sicilia, con un rinvenimento e sequestro di 3 kg di cocaina, accertando come l'illecita attività di traffico di stupefacente fosse florida e in grado di assicurare il continuo afflusso di sostanza sul mercato cittadino. Oltre alla città di Messina, i vertici dell'associazione erano in grado di rifornire di stupefacente anche alcuni soggetti che operavano nella cittadina di Tortorici, con i quali avevano creato un canale privilegiato di fornitura. L'operazione conferma i consolidati legami tra la criminalità messinese e quella calabrese nel sempre florido mercato degli stupefacenti, che esponenti dell''ndrangheta sono in grado di far giungere sull'isola attraverso lo stretto di Messina. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva. Musumeci a Gela inaugura la mostra Ulisse in Sicilia, i luoghi del mito. Il governatore della Sicilia commenta: la nave greca più antica al mondo per la prima volta viene ricomposta ed esposta al pubblico. Arturo Cantella. Ulisse in Sicilia, i luoghi del mito, questo è il titolo della mostra organizzata dalla regione siciliana e presentata all'interno del parco archeologico di Bosco Littorio a Gela, un percorso espositivo allestito dalla Sovrintendenza Beni Culturali di Caltanissetta e visitabile fino al prossimo 10 ottobre, che racconta il paesaggio dell'eroe greco in Sicilia. L'opera centrale è la nave di Gela, databile tra il VI e V secolo a.C., rinvenuta nei fondali antistanti la costa di Bulala della cittadina rivierasca, che per la prima volta viene parzialmente ricomposta ed esposta al pubblico in Sicilia. La presentazione è avvenuta nel corso di una conferenza stampa nel quale hanno partecipato il presidente della regione Musumeci, l'assessore ai beni culturali Samonà, il sindaco di Gela Greco, la sovrintendente ai beni culturali Vullo, il direttore del parco archeologico Gottuso, presenti tra gli altri anche i parlamentari regionali del luogo. Che opportunità può essere per Gela e per l'economia siciliana, e dopo la mostra che cosa resterà? Beh, intanto Gela ha tutte le carte in regola per diventare una tappa importante nel patrimonio archeologico dell'isola. Questa è la città dove Eschilo decise di venire ad abitare e a morire. Questa è una città che ha tutto quello che serve per cambiare la sua fisionomia e il suo modello di cultura. La mostra è soltanto l'apertura di una nuova fase. Subito dopo c'è il museo finalmente delle navi antiche, c'è la riqualificazione del museo archeologico, c'è il richiamo del parco archeologico, tutte iniziative che il mio governo ha voluto realizzare in questi 5 anni, e poi c'è l'iniziativa che la città di Gela con i suoi operatori, con la gente viva e attiva può promuovere, perché questa città, assieme a una industrializzazione compatibile, possa anche seguire l'obiettivo di un'economia turistica alimentata dal segmento culturale. Lei ha parlato di errori fatti, ci sono stati ritardi, il restauro è stato ultimato nel 2015, ora siamo nel 2022 e parte la mostra. Qual è la sua analisi da questo punto di vista e che cosa si può correggere? Io credo che oggi non serva fare valutazioni sugli errori del passato, parlo di un passato di almeno 70 anni, non serve. Oggi serve cominciare da quello di cui già disponiamo e guardare avanti. È quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo come governo regionale. È un'impresa difficile, non semplice, per la refrattarietà, per la diffidenza che ancora permane anche in una parte della burocrazia e della società civile. Però bisogna avere la tenacia per perseverare su questo percorso e superarlo. Il cambiamento di mentalità è un processo assai lento ma inevitabile. Io credo che questo evento dedicato a Ulisse e al mito che lega Ulisse alla Sicilia possa rappresentare davvero il migliore inizio per una stagione diversa. Possono convivere qui a Gela? Sì, se l'industria è compatibile.
convertibile, se l'industria è sostenibile, se l'industria non è pesante. Gli errori del passato debbono servirci non a rinnegare quello che è stato fatto, ma a condannare gli errori e le scelte assolutamente inopportune, a correggerle per guardare avanti con maggiore ottimismo. Presidente, Gela fa parte della Costa del Mito che va fino a Selinunte con la DMO, ecco, può essere più un valore aggiunto anche? Noi abbiamo bisogno di alimentare il mito. La mitologia fa sognare il visitatore, fa sognare il turista, oltre ad essere un fatto culturale e identitario. L'uno e l'altro, come fanno nelle regioni del nord, hanno bisogno di essere valorizzate ed esaltate. Ed è quello che stiamo facendo noi e che abbiamo fatto a Forlì, quando abbiamo mandato una parte della nave antica, parliamo del VI secolo a.C., che ha trovato l'apprezzamento di migliaia e migliaia di visitatori. Quindi la materia prima c'è già, non dobbiamo inseguire i miracoli, dobbiamo soltanto capitalizzare quello che abbiamo. Ci saranno anche altri interventi su Gela come sulle mura Tirimonte, insomma Gela è un vasto bacino archeologico. Il vecchio museo archeologico lo stiamo riqualificando, stiamo completando il museo della nave, abbiamo creato lo spazio espositivo per la mostra su Ulisse, abbiamo istituito dopo 20 anni il parco archeologico, erano cose che potevano essere fatte 10, 15, 20 anni fa, le abbiamo fatte noi, io garantisco fino a novembre, dopodiché poi guardiamo quello che viene dopo. E cosa avviene dopo, Presidente? Ci anticipi qualcosa? Io in questo momento non mi occupo delle vicende romane, preferisco occuparmi delle vicende siciliane. Abbiamo tanti problemi, abbiamo tante emergenze strutturate e stiamo promuovendo la cultura. Io credo che tutto questo richieda già abbastanza impegno. Quello che arriverà da Roma lo vedremo, presumo, nelle prossime giornate o nelle prossime ore. Intanto è una mostra importante che ha richiesto un lungo lavoro scientifico e di preparazione. Inauguriamo venerdì pomeriggio e direi non soltanto i turisti ma anche noi siciliani e chiunque può venire a Gela per scoprire 85 reperti, alcuni siciliani, altri provenienti da importanti musei nazionali, alcuni provenienti da Atene, grazie a un accordo di collaborazione con il Ministro della Cultura della Repubblica Greca, e al centro di questa mostra la nave più antica, la bellissima nave di Gela, in un allestimento diverso rispetto alla mostra di Forlì, con una parte della nave a Forlì e qui invece con l'intero corpo dello scafo. Ecco, è un'occasione importantissima, direi non soltanto per Gela ma per tutta la Sicilia. Gela è una città ricca di tante testimonianze archeologiche, forse poco valorizzate. Ecco, come Regione assessorata alla cultura pensate in questo senso di investire in promozione? Direi che intanto abbiamo accompagnato la mostra con un importante progetto di comunicazione e quindi la mostra sarà pubblicizzata sulla stampa nazionale, non soltanto dunque non ce la cantiamo e ce la suoniamo fra di noi dicendo siamo i più belli, siamo i migliori, ma soprattutto il Parco Archeologico di Gela proprio nei giorni scorsi ha dato il via a una serie di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri siti archeologici di competenza che mirano a restituire decoro e mirano a riprendere il tema della fruizione su tanti luoghi non soltanto di Gela ma anche di tutto il territorio della provincia di Caltanissetta. Per noi è importantissimo se teniamo conto che Gela è stata una delle città più importanti della presenza greca in Sicilia. Un momento importante oggi per la città di Gela con la presenza del Presidente della Regione, dell'assessore Samonà, insomma questo viaggio di Ulisse nel mito con il Bosco Littorio che fa da museo a cielo aperto. Parliamo di questa iniziativa, quanto può essere importante anche per il futuro dello sviluppo turistico a Gela? Sicuramente è un evento importante e significativo perché partendo dal presupposto che il ritrovamento della nave greca arcaica nei fondali del mare di Gela, unica al mondo, ha arricchito un patrimonio storico, archeologico e culturale della città di Gela che era già significativo. Con questo ritrovamento abbiamo l'ennesima opportunità per rilanciare un settore importante e fondamentale qual è quello del turismo, segnatamente del turismo archeologico.
approfittando di tutte anche le nostre bellezze, le nostre ricchezze dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista del mare, delle spiagge, dal punto di vista anche culturale e archeologico. Questo patrimonio di inestimabile valore, che secondo me è destinato anche a crescere se solo si pensa di intensificare quelle che sono le attività di ricerca, non solo in tutto il sottosuolo del territorio di Gela, ma anche nei fondali del mare di Gela. Siamo certi di poter ancora ulteriormente arricchire questo patrimonio che già esiste ed è alquanto rilevante. Devo dire pure che negli anni, per un'industrializzazione che abbiamo avuto, probabilmente le classi dirigenti che nel passato mi hanno preceduto si sono prevalentemente preoccupati di far crescere l'economia dal punto di vista imprenditoriale e industriale, trascurando un settore che per vocazione territoriale, qual è quello del turismo, sicuramente può essere una leva di rilancio di questo territorio. È una cosa sulla quale noi intentiamo puntare in maniera forte, decisa e determinata, convinti come siamo che questo patrimonio di inestimabile valore, per tutte queste bellezze e tutte queste ricchezze che noi abbiamo, vanno solo promozionate, pubblicizzate, valorizzate, e siamo convinti che questa vocazione può consentire una ripresa e una rinascita del territorio, perché di turismo e di questi beni non so quante altre città possono avere queste bellezze e queste ricchezze come quelle che abbiamo noi, e quindi è un peccato non approfittarne, non utilizzarle e non sfruttarle al meglio. Siamo a Bosco Littorio, con una zona particolare di Gela, ce la può descrivere brevemente per chi magari ci ascolta, ci vede? Bosco Littorio è uno dei siti che certamente rappresentano la storia di questa città. Abbiamo tanti reperti, da qui a poco verrà inaugurato il Museo della Nave, dove verrà sistemata in linea definitiva la nave greca arcaica. Abbiamo questa terrazza di Bosco Littorio, c'è tanto altro patrimonio che è chiuso e recintato in queste mura di Bosco Littorio. Abbiamo a De Passe anche il museo che è in una fase di ristrutturazione, ci sono pure le mura a Timoliontè che certamente rappresentano un altro sito importante da visitare e da riscoprire in maniera significativa. Credo che sono tante, ripeto, le bellezze e le ricchezze che possiamo esporre al mondo intero. Sì, è un evento importante non solo per il comune di Gela ma per l'intero territorio. Io sono convinto che non si possa crescere da soli. Però bisogna partire da qualche parte. Qui noi lo stiamo facendo come parco archeologico, rimettendo in funzione i vari siti. Abbiamo già fatto la consegna dei lavori per diversi cantieri, riparte tutta l'attività di messa in sicurezza dei siti, anche con l'intervento della forestale, con l'efficientamento energetico, per cui molti sono gli interventi. La mostra di Ulisse ha il compito di fare ripartire il circolo virtuoso, perché richiama sicuramente l'interesse dei visitatori che poi dovranno diventare turisti, che dovranno soggiornare nel nostro territorio. Il nostro obiettivo come parco è quello di lavorare extramenia oltre che intramenia, per collaborare con il contesto territoriale e fare in modo che il patrimonio immobiliare dei privati possa contribuire, creando attività ricettive, a fare in modo che si possa fare base qui da noi per visitare l'intera Sicilia. Anche la Costa del Mito ha voluto essere presente oggi a questa iniziativa del Presidente della Regione, la presentazione della nave di Ulisse, un momento importante che segna anche per il vostro distretto un momento di crescita da un punto di vista turistico e culturale. La DMO ha il suo territorio che va per l'appunto da Gela sino a Selinunte e poi si irradia sino alla provincia di Caltanissetta, e questo momento di riapertura delle attività culturali importantissimo a Gela segna un momento importante, perché Gela è una delle porte della Costa del Mito, di questi 150 km che si candidano a diventare un prodotto turistico definito e attraente.
avere un grande attrattore culturale anche sull'altro fronte. Noi dalla parte di Selinunte per adesso c'è, a parte il parco archeologico, anche la mostra sulle macchine da costruzione, e da quest'altra parte abbiamo questa mostra su Ulisse e il mito, che appunto richiama tutte le tematiche fondamentali della Costa del Mito. Siamo molto contenti, siamo presentissimi, collaboreremo ovviamente alla promozione anche di questo territorio e quindi andiamo avanti con grande fiducia. Con annata ricca, Massari contenti, gli aromi di Sicilia aprono gli appuntamenti teatrali dell'estate mediterranea a Siculiana. Vediamo. Questa è la prima serata di teatro. Abbiamo già inaugurato l'Agora dell'Arte e abbiamo già iniziato a fare le presentazioni nel bellissimo e suggestivo giardino del santuario, e ora questa commedia Annata ricca, Massaro contento. Durante l'estate mediterranea ci saranno altre commedie, sempre qui in Piazza Umberto, ci saranno altre presentazioni con personaggi e scrittori di rilievo e ci saranno anche eventi musicali e eventi di natura artistica, ma l'appuntamento più importante sarà quello di giorno 23, una rievocazione storica con il matrimonio benedetto di Costanza e Brancaleone Doria. Annata ricca, Massaro contento. È una commedia brillante di Nino Martoglio, è un periodo di vendemmia. Nella nottata di San Michele Arcangelo si svolgono alcune situazioni particolari, durante infatti la vendemmia nascono degli amori e quindi è tutta da vedere perché è molto brillante, ci sono molti equivoci, ma la commedia gioca pure su tante altre vicende. Inizia da Siculiana il nostro tour, ci vede impegnati in provincia di Agrigento con molte date, avremo pure il piacere di andare in provincia di Palermo e provincia di Caltanissetta. Insomma, speriamo di fare una bella estate, dopo un po' di tempo infatti mancavano. Il piacere è immenso, anche perché ci immedesimiamo così tanto che è come se fossimo noi i personaggi reali dello spettacolo, come se vivessimo quella situazione. Accorata protesta dell'ABBA, Associazione B&B di Agrigento, che lamenta: la città non è mai stata così sporca. I turisti ci segnalano una dannosa assenza di ogni forma di civile accoglienza. Arturo Cantella. In un comunicato stampa l'associazione B&B di Agrigento lancia un'accorata protesta. L'ABBA Agrigento mai stata così sporca, i turisti ci segnalano una dannosa assenza di ogni forma di civile accoglienza. Secondo le immagini che vedete, la situazione è insostenibile, ne va della vivibilità della città e anche della nostra dignità professionale. Una città, per l'ABBA, che attrae masse di visitatori e può legittimamente aspirare a essere una delle capitali culturali d'Italia, non può presentarsi in modo così indecoroso ai sempre più numerosi ospiti che in questo momento affollano le nostre strade. È quanto dichiara Leonardo Urso, presidente dell'associazione B&B di Agrigento, meglio conosciuta come ABBA, stressato dalle quotidiane e numerose segnalazioni negative che i turisti fanno ai gestori dei B&B, sacchetti di spazzatura, accumuli di rifiuti che ogni genere, la scerbatura avviene solo in particolari zone della città, lasciandone altre in totale abbandono, e qualche topo che gira indisturbato. Insomma, per l'ABBA è una situazione ai limiti della vivibilità, e quel che è più grave è che ciò avviene proprio nel periodo di maggiore afflusso turistico. A cosa servono gli investimenti personali fatti da noi operatori, continua Urso, se poi il comune ci lascia in questo stato di degrado? I turisti raccontano nelle loro recensioni visibili al mondo intero la loro permanenza in un Agrigento e San Leone invasa dai rifiuti, e purtroppo c'è anche chi la mette a confronto con le altre città. Una città, continua l'ABBA, per nulla spazzata da cicche di sigarette, erbacce, carta, sacchetti di spazzatura, accumuli di rifiuti di ogni genere. A questo punto noi operatori turistici chiediamo all'assessore alla nettezza urbana Trupia e al sindaco Miccichè, primo responsabile dell'immagine della nostra città, interesse ai turisti, decidono di non ritornare più ad Agrigento dopo quello che hanno trovato quest'anno nella nostra Agrigento.
Mentre la riserva di Punta Bianca attende ancora il decreto definitivo di istituzione da parte del governo regionale, gli incivili organizzano un'invasione. Lo scorso weekend, denuncia Maria Amico, l'anarchia si è impossessata di una delle spiagge più belle di Punta Bianca Vincenzina, in territorio di Palma di Montechiaro, sotto il castello. Gommoni e jet ski ormeggiati a riva e sul bagnasciuga un barbecue. Giova ricordare che le ordinanze della Capitaneria di Porto vietano a tutte le imbarcazioni di arrivare a meno di 300 metri dalla riva in presenza di costa sabbiosa e 100 metri in presenza di coste a picco sul mare. È ovviamente vietato accendere fuochi in spiaggia. La ratio di queste disposizioni, continua la nota di Maria Amico, sono a tutela della salute delle persone e della natura dei luoghi. Il transito di natanti e di jet ski è inevitabilmente pericoloso per i bagnanti, per chi nuota, fa snorkeling o semplicemente si sta rilassando in acqua. I fuochi potrebbero provocare incendi, inquinano e potrebbero provocare danni a persone o cose. Purtroppo, conclude Maria Amico, nessuno è intervenuto a bloccare queste barbarie. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.